Eccoci qui con la seconda parte della visita a Forte Tron. Qui siamo saliti sopra una di quelle scalette che abbiamo visto nel lungo corridoio di destra e ci ha portato praticamente sul tetto del forte. Qui c'è una ringhiera di ferro e adesso torniamo giù per la scaletta, ritorniamo verso la parte centrale del forte e poi, arrivati al centro, dopo aver visto tutta la parte destra, proveremo a vedere anche la parte sinistra, che ovviamente sarà sicuramente speculare, ma comunque noi proviamo comunque a farla. Ok. Allora, se non mi sbaglio, siamo entrati di qua. Vediamo un attimo se è questo l'ingresso che abbiamo preso prima. No, non è questo. Non è questo l'ingresso. Quindi adesso giriamo a sinistra. Eccolo qui, questo è l'ingresso che abbiamo preso prima e qui siamo proprio al centro. Questo è proprio il centro del forte, perché come possiamo vedere di qua c'è un lungo corridoio e di qua c'è un altro lungo corridoio uguale, quindi qui siamo a metà del forte e qui siamo entrati prima per vedere le feritoie dalla parte opposta del fossato. Quindi visitiamo la seconda metà del forte, che comunque è ovviamente speculare alla prima. Solite scalette che vanno sul tetto. È veramente un edificio maestoso, con pareti spesse quasi 1 metro. Un vero peccato che sia completamente abbandonato. Alla fine io dico, i vecchi castelli erano in un'isoletta circondata dal fossato con l'acqua, quindi chi non vorrebbe vivere in un'isoletta collegata a un ponte privato? Non lo so, magari sono mie fantasie, però questo edificio ristrutturato sarebbe veramente bellissimo, anche se ci vorrebbero veramente tanti soldi per farlo. Comunque diciamo che lo stato di conservazione è molto migliore di altri edifici che ho visto. Eccoci qui, siamo arrivati alla fine, mi pare. No. Non siamo ancora arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine qui con le scale che portano sempre sopra. Adesso torniamo indietro e giusto per finire l'ultimo filmato io girerei qui a sinistra per vedere le feritoie che ci sono da questa parte. Qui siamo appunto sul lato estremo sinistro del forte e queste sono le feritoie ovviamente sul fiume. Qui abbiamo terra, quindi forse c'è stato con la pioggia un'invasione, un allagamento ed è arrivato del fango. Ecco qui le feritoie. Niente,
anche per questa volta abbiamo finito la nostra gita. Vi saluto, vi chiedo come sempre di mettere mi piace al video e di iscrivervi al mio canale. Buona giornata.